Alla fine la regione siciliana si affida al vecchio adagio nulla è più definitivo del provvisorio e proroga i manager della sanità ufficialmente fino al 31 gennaio, ma la gestione potrebbe anche andare oltre. Secondo il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro, le nomine si trascineranno fino alla finestra preelettorale delle europee, durante la quale per legge il governo regionale non può fare nomine, e conferma che la proroga non farà altro che mettere in stand-by tutte le criticità del sistema sanitario regionale. E dunque il governo Schifani, per non scontentare nessuno, lascia che tutto resti uguale a se stesso e motiva la scelta affermando che si è resa necessaria al fine di garantire la continuità gestionale e funzionale degli enti fino al completamento della procedura di selezione dei nuovi direttori sanitari e amministrativi. E la dichiarazione è contenuta in una nota ufficiale di Palazzo d'Orléans che utilizza motivazioni che forniscono una spiegazione che lascia intendere che si sia agito con metodo per una finalità di buon governo, mascherando invece che l'idea ha una squisita natura politica, perché di fatto il 7 novembre l'Assemblea dovrà esprimersi sul collegato Ter, che potrebbe diventare motivo di contese e risposte belligeranti tra le varie parti politiche.